Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E andiamo. Che bello, speciale Sanremo. È un bel ragazzo, Stefano Rapone, ti volevo prima presentare. Ciao, giusto. Sì, speciale Sanremo, siamo a Sanremo, sei siamo contento? a Sanremo, sì, siamo qua da... Ringraziamo Rolling Stone, Rolling siamo Stone. all'Urban Vision Loves Rolling Stone a Lido Blue Beach. Bay. Lo so imparato. Blue Bay, è sbagliato. Non è Blue Bay, non certo. è beach, non c'è beach. Sono finito sull'ultimo. Sempre, perché non hai ancora bevuto la birra del borgo, per questo che stai così. Ecco. Senti, Buono. sei emozionato? Sono un po' emozionato. Sì, stiamo qua a Sanremo. Ti sei anche vestito come... Mi pare Tuzio, come si dice? Come si dice a Roma, Tuzio quello pelato. No, allora, per venire a Sanremo avevo pensato, vabbè, mi vesto elegante. Sì. E invece sembro il supplente che ci prova con tua madre quando lei ti viene a prendere a scuola. È vero. Non era l'effetto ricercato, che poi lo vedi, sabato mattina scendi a fare colazione e lo trovi, prof, ma che fa qua? Tua madre mi ha chiesto ripetizione di educazione fisica. Ci ma sta. tu insegni geometria? Vabbè. Ci sta. Io volevo la maglia la giacca con le pagliette, non l'hai trovata. C'era solo una che costava 500.000 euro. Ho detto, forse non è il caso. Forse qualche Sanremo. Esatto. Vabbè, sei comunque è martedì, stasera inizia il festival. Sì. Ce lo vediamo. Ci sono 30 cantanti, vabbè, comunque è lunga. 30 cantanti, però uno si è ritirato, ahimè, diciamo. Sì. No, però l'hanno sostituito. Amy Schilli è stato sostituito da un altro cantante. L'hanno annunciato, è un cantante segreto, l'ha annunciato. Ma che stai dicendo? Carlo Conti durante la conferenza. Ma non è vera questa notizia, una fake news. No, hanno pure sottoposto il testo alla Crusca. Sai che la Crusca deve vedere tutti i testi. Ha dato 10. Addirittura? 10. Un deca. Il voto più alto di tutti. Sì, clamoroso. E che testo era? Una cosa clamorosa. L'ha pubblicato perché quello è obbligatorio. Cioè tu c'hai il testo in anteprima di questa... Sì, è perché sta succedendo adesso, però... lo sapevate voi? No, non lo sapeva nessuno. È bello, vedi? Dice... Incredibile questa cosa. C'è il testo senza musica, per fortuna, quindi non canterò. Mi schiarisco la voce. Vabbè, dimmi com'è questo testo. Dice: proteggimi dal dolore, proteggimi dai mali, proteggimi dai virus, fammi viaggiare, fammi volare, fammi navigare, veloce, senza interruzioni, senza paura. Mostrami il mondo, da ovunque io mi trovi. Portami al di là dell'oceano, sopra i deserti, oltre le montagne, dalla comodità della mia stanza. Non chiedo l'amore eterno, chiedo molto di più. Voglio NordVPN. Non mi serve un regalo, ci mancherebbe. Mi basta uno scontone. Il link lo conosci già, è nel tuo cuore. nordvpn.com/tintoria. Ma è un testo bellissimo. Lo so, è toccante. Mi sono commosso, guarda, ho sentito anche citazioni di vari artisti. E ti dico, adesso che me lo dicevi, mi è appena arrivato un SMS da Carlo Conti. Grande. A me personalmente è criptato, quindi ce l'ho solo io. Questa un'anteprima mi ha detto il nome del cantante. E qual è? Si chiama Basta un click. Perfetto. Ecco fatto. E anche oggi ci siamo guadagnati. Anche da Sanremo ce l'abbiamo fatta. Esatto. Ma non è certo grazie ai cantanti misteriosi. Certo. Neanche grazie alle defezioni. No, certo, deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta. Quindi senza ulteriori indugi vi presenterei l'ospite della prima puntata di Tintoria Live Sanremo Edition con Rolling Stone. Signore e signori, solo per voi Rose Villain. Prego. Grazie mille di essere qui. Stefano, ciao. Mi sa che si era preparato una domanda apposta. Sì, apposta per te. Come stai? Da Dio. In realtà, guarda, non rispondo mai così. Però sono proprio serena, felice in questo... Bello, no? Stupendo. Prima volta che ci rispondono così sono gasatissimo. Da Dio è fatta. Bello, cioè comunque l'anno scorso, per dire che ho fatto Sanremo, pensavo...
cioè ero un pochino più proiettata verso quello che pensavano gli altri, ho detto no, non mi conosco, devo fare una buona impressione. Invece quest'anno proprio me la sto prendendo voglio proprio divertirmi io, godermela, cantare, cioè pensare proprio alla musica più. Quindi, bellissimo, felicissimo. Abbiamo aperto la prima puntata di Sanremo con la positività, in maniera positiva, contentissimo, per bilanciare anche invece lo spirito di Stefano, che però si era preparato anche un'altra domanda. Certo, anche se è relativamente presto, che hai fatto oggi? Mi sono svegliata, ho fatto colazione, ho mangiato un enorme dragon fruit. Come si chiama il frutto del dragone? Mi sa si chiama dragon fruit, non esiste in italiano. No. Peccato. Penso. È bello, bel nome. Frutto del drago. Certo. Niente, mi sono preparata e sono venuta qua. Questa è la prima cosa che fai, quindi? Seconda. Che si può dire? La prima era il dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Ok, bello. Ma a che ora ti sei alzata, per curiosità? Ma in realtà io non so come sia possibile, però alle 7 una zanzara. No. Addirittura. Una zanzara mi ha svegliato male e mi ha punto sulla testa. Quindi da lì proprio ho lottato con lei e non ho più dormito. Le zanzare del febbraio sanremese, vero? Tremendo. Quasi io pensavo fosse psicologica. Dici che l'hai sognata, però poi la bolla c'era, e quindi dici forse non era tutto nella mia mente. E Stefano mi sa che è in esclusiva, perché siamo a Sanremo, si è preparata una terza domanda. In questa cartellina. E che farai dopo? Dopo Sanremo? Dopo qua, no? Dopo vieni qua. No, sai, questo qua è un po' un frullatore. Mi portano, mi fanno delle domande a cui tendenzialmente rispondo al meglio che riesco e basta. E poi mi preparo per stasera. Ti prepari? Tipo verso che ora? Cioè, tipo arrivi lì e tu ti prepari quanto tempo prima? 3 ore. Ma tipo, che fai? Provi oppure mascara. No, è il trucco, cioè pensavo mentalmente. No, non te ne frega niente, proprio, veramente stai dritta proprio così. Ha detto sta da Dio, arriva. Certo, giusto, io mi preoccupo un minuto prima. Cioè, adesso non ha senso stare con l'ansia tutto il giorno. Mi faccio venire il panico 30 secondi prima e ormai devo andare. Che bello vivere in questo modo, sempre lì. Senti, vai. E invece dopo tu sai già, si può dire quando stai, a che ora canti? No, non lo so. Non lo sai? È sorpresa pure per te? Sì. Ammazza, quindi è proprio una cosa psicologica di tortura. Sì, è tutto un gioco psicologico, una trappola. Ma tipo, invece dopo che hai cantato, cioè ti vedi il resto oppure te ne vai a farti i fatti tuoi? Che pensi? No, secondo me io preferisco godermi bene le esibizioni quando è finito, non voglio essere influenzata, quello è andato a paura, quello ha fatto schifo, quindi preferisco non guardare niente. Anche perché il backstage dell'Ariston mi sa che è piccolo, quindi comunque quando hai finito almeno così ci hanno detto, quindi quando hai finito di cantare comunque forse è meglio comunque andarsene. Vabbè, tipo ti buttano fuori proprio, sì, in strada, no, certo, non puoi mica restare lì. No, anche perché tu arrivi veramente mezz'ora prima giusto per fare un riscaldamento vocale, entri, poi a un certo punto ti dicono vai, sei tu e vai e canti. Perché prima dove stai? Cioè stai in un altro, cioè non stai nel teatro? In hotel? Sì. Stai in hotel, cioè, anche se gli hotel sono molto vicini all'Ariston, stai in van un sacco di minuti, mezz'ora forse, per fare 8 metri e poi niente. E non guardi neanche prima quello che succede, ossia le altre esibizioni? Ma mi sto annoiando. Mi avevi detto che se... Lo puoi fare, mi incuriosisce questa cosa. Allora abbiamo una domanda. Sì. Hai fatto le prove? Sì. Hai visto che è successo con le scale? Come è andata con le scale? Che diversi infortunati. Si sono fatti tutti male. Due sono tanti, comunque 2 su 3 su 29 sono tanti. Queste scale sono complicate quest'anno. Si muovono tipo. Tipo Hogwarts. E le hai provate con un certo grado? No, ho voluto stasera mi riservo tutto. Ho fatto tutte le prove senza tacchi. Stasera vai là. Perfetto. Sì, gioco tutto io. Tutto. Ma secondo te chi può essere il prossimo più papabile a essere infortunato tra gli altri concorrenti? Io. Tu? Sì. Io sono un po' sfigatina. Io vado addosso, colpisco sempre le cose. Cioè quando cammino sbatto spesso, se c'è uno spigolo lo prendo di sicuro. Vabbè, speriamo di no, dai. Speriamo sia qualcun altro più anziano, più divertente. No, non lo so. Meglio prepararsi al peggio però, no? Così poi se non succede dici andata bene. Speriamo, dai. E senti, invece tu, non essendo la prima volta che vieni a Sanremo, come ti gestisci la situazione, appunto, dormire
feste, eventi extra, tra cui questo. Cioè, perché noi siamo qua da 2 giorni, non siamo concorrenti in gara e comunque senza fare niente abbiamo fatto le 2, le 3 di notte, solo andando al cinema. Perché non andiamo qua e fai le 3? Tu come fai a dire questo sì, questo no? No, io faccio tutto. Tanto una settimana, tutta la vita che da teenager che pratichiamo il non dormire. Questa è la settimana di dimostrare che abbiamo le palle. No, dai, sono solo 7 giorni, ma alla fine è divertente, è un bel ambiente, si parla solo di musica, quindi ci si diverte. Sì. Stefano, quando eravamo arrivati da meno di 5 ore, aveva già perso 200 euro al casino. Questo ci tengo a dirlo, anche per dare un messaggio ai giovani: non giocate. Non giocate mai. Tu hai giocato al casino? No. Qualche volta, cioè ho provato, ma non sono io. Ho, tipo punto, non so, 50 euro, sempre o sul rosso sul nero. Vabbè, così dici. Doppio, e poi vedo il doppio, basta, vado via. Ma infatti, guarda, ci ho pensato anch'io, perché io ho questo metodo, pensavo infallibile. Saluto, io chiedo i numeri a Massimo Ceccherini. La prima volta ho vinto e quindi lo rifaccio anche stavolta e invece mi ha fatto perdere, quindi saluto Massimo, che prometto l'ho fatto apposta per così ti forgia qualche perditina, e quindi secondo me mi ha dato un insegnamento. Salutiamo Massimo. Salutiamo Massimo. Ciao Massimo, sempre. Quando vuoi, non al casino, ma ci possiamo incontrare. Certo. Certo, al festival dei fiori. Che buona. Che buona, grazie. Vai. Bella fresca. Ho queste cartelle da professionista che di solito non ho e quindi le uso. Allora, ho delle domande sul tuo periodo USA. Ok. Intanto dagli USA non si può vedere Sanremo, giusto? Come si fa? Perché mi sa che il RaiPlay non prende, a meno che non si utilizzino cose che... Esatto, non diciamo. Abbiamo fatto lo spot. Vabbè, abbiamo fatto lo sponsor prima, però non serve farlo. Noi italiani riusciamo sempre a vedere Sanremo anche dall'estero. Comunque. A meno che non c'è Rai International, si chiama così? Io ho detto International, però. Allora, no, però questa è una cosa che l'ho visto in un'intervista, quando hai firmato per Republic, ti hanno assegnato una A&R vecchia scuola che voleva proprio cambiare tutto il progetto. Yes. E qua vedo delle virgolette, mi chiedeva di abbandonare la vena dark e trasformarmi in una pop star per ragazzine. Questa cosa mi incuriosisce. Come te lo chiedono? Perché comunque ti firmano, quindi gli piaci, vogliono te, ti vedono, dicono questo va bene, poi firmi e arriva una persona a dire non fai così, secco, oppure la prendono alla larga. No, era sempre su ogni proposta che facevo di canzoni, gli devo aver proposto 100 canzoni che doveva essere il prossimo singolo, tra cui Cico, che poi è stato in realtà in Italia un pezzone, e lui continuava a dire secondo me dovessi fare una cosa un po' più leggera, un po' più, e dicevo no, questo è il mio immaginario, questo facevo, io poi giravo da sola tutti i video, glieli facevo vedere così, cioè, però sai, sei una bella ragazza, sei carina, perché non lo fai? Io non avevo voglia in quel momento di esserlo, era il mio periodo un po' così, capito? Un po' tomboy, un po' insomma non ero, mi interessava proprio seguire soltanto l'istinto musicale e magari era un po' alternative, era un po' edgy al momento, però lui non capiva, diceva no, ma secondo me devi fare, mi proponeva un sacco di canzoni che però io le ascoltavo e dicevo ma come puoi pensare che io posso fare una roba del genere? E lui, ma no, ma guarda che prova. Quindi io le reccavo anche, io ho dei pezzi, cioè, che sembro veramente Carly Rae Jepsen, che dico, ma scusa, e alla fine me ne sono andata. Ma infatti quello quanto è stato difficile, perché immagino che comunque firmi per un'etichetta gigantesca in America, ti assegna una persona che ti dà dei consigli, immagino non sia neanche facile dire no, io sono così. Immagino che un po' pensi, ma forse c'era ragione. No. Questo. Te sei andata dritta? Sì, no, io se una cosa non sento che è giusta e non sono autentica in quello che faccio, proprio non riesco a farla. Sicuramente ho perso un sacco di lavoro, un sacco di soldi ancora adesso. Probabilmente se facessi una cosa più semplice magari avrei più successo, però non ce la faccio. Devo fare una cosa che proprio mi piace. Allora hai fatto bene, perché ti ha portato a fare tintoria live. Beh, infatti sei arrivata a questi livelli. Dopo questo non c'è nient'altro, lo so. Puoi decidere te se dopo questo verso l'alto o dopo questo verso il basso. No, poi fai... sto qui. Stai qui, sto con voi. Va bene. Stefano, ma mo ci torni negli USA oppure dici ogni tanto c'è? Sono stata a chiudere il disco nuovo che Radio Vega, che uscirà il 14 marzo a New York, è stato un mese, novembre, quindi cerco di andarci il più possibile perché comunque
ci ho vissuto veramente tanti anni e la sento un po' come casa anche, quindi recente non sei tornata, cioè dopo che è stato eletto Trump non sei... no, ero lì. Ah, eri lì? Ah, come è stato il momento? Eri lì a votare, Donald. Esatto. Sì, proprio. No, non è stato, insomma, New York comunque poi ha votato Dem, quindi nelle grandi città tendenzialmente c'è un po' di dispiacere. Ho visto il giorno dopo un po' di lutto, la gente era un po' affranta, anche i miei amici americani soprattutto. Senti, visto che abbiamo parlato di Trump e di estero, c'è una rubrica in questo podcast che non faccio quasi mai, però ci voglio provare. E ogni tanto chiediamo all'ospite qual è il suo dittatore estero preferito. Okay. Mi raccomando, estero, perché sennò sarebbe troppo facile. No, esatto. Faccio una premessa: non stiamo qua a dire che ci piacciono i dittatori, questo è un podcast con un taglio comico, però se puoi usare il parametro che ti pare, qual è il tuo dittatore estero preferito? Dittatore estero ti direi Vlad l'impalatore. Forse la prima volta Vlad di Vallacchia. Il Conte Dracula. Il Conte Dracula. Bello. E come mai? Proprio perché Vlad... lo spirito dark di cui parlavamo prima. Ma era un po' sadico, se l'hanno chiamato l'impalatore, diciamo che non era proprio, ed era un dittatore, ha ucciso veramente tante persone, però poi in realtà da quella parte, cioè la Vallacchia l'ha visto come un eroe nazionale, perché lui aveva proprio a cuore la sua Vallacchia. Sì. Però per difenderla poi impalava fatto tutti. cose impalato. Certo. E poi vabbè appunto ha ispirato Dracula, che quindi comunque vabbè, lo ringraziamo anche solo per questo. Noi sì. comunque non conosciamo nessuno dei parenti degli impalati no, e appunto, quindi noi ci teniamo stretto Dracula. Bellissima come personaggio, un secondo dittatore rumeno che viene citato probabilmente. È vero, esatto. Però questo è molto più... Sì, è più evocativo come personaggio. Ma senti, invece c'è una domanda a cui puoi anche non rispondere se vuoi. Di recente è uscita una tua intervista in cui mettevi in dubbio l'allunaggio. Ma com'è questa storia? Ma allora, intanto era TikTok, era la macchina della verità e io sono, spesso scherzo, spesso ironico. Ho visto che però in Italia non è che proprio puoi dire quello che... Perché là è tutti serissimi, sono tutti articoli sotto ed ecco le prove che l'allunaggio sì, complottista. No, non sono complottista. Ho visto, a parte che tra tutti i complotti è quello più divertente, secondo me, così l'ho buttata un po' per ridere. E tra l'altro io ho detto no e la macchina della verità ha detto è comunque incerta. Ah, ok. Quindi l'ho buttata era una cosa così, ok. Sì. Quindi ci credi. E ci sono altre cose che metti a in cui dubbio ti piace credere. per gag, così però. A cui mi piace credere, per gag. Anche perché si mette in dubbio. Alieni, fantasmi. Mi piace un po' pensare. No, se vuoi ti mando un video, c'era un documentario di parecchi anni fa ormai sulle sirene, brutto, girato male, ti lasciava una voglia di crederci, uscire là dicendo io non ci credo, però dentro di te dicevi ci sono. Ma è tanta roba. sì, perché ma il bello è quello, secondo me, va bene, questa è la realtà, no? Tutti i giorni, va bene, sì, sappiamo tutto com'è. È bello avere dei dubbietti su cose che magari non esistono, fantasy, è divertente, scusa, io sono cresciuta guardando film horror e film, come si chiama? X-Files. X-Files. Bomba, no? Certo. Devo guardare fuori, vedere che a Milano piove. Preferisco pensare che ci sono su degli alieni. Ma pensa agli alieni, la figata, che loro ci guardano con gli ombrelli, tipo, che vedono tutti con delle cose colorate quando piove, oppure ci guardano, discoteca, chiudono in una... Noi vedono gli umani, ci chiudiamo in una stanza con la musica sparata al buio, così, a me fa impazzire pensare agli alieni che pensano a noi. Anche attraverso i palazzi vedono, anche attraverso i muri, attraverso i muri per vedere nei club. Io pure ogni tanto quando vado a ballare penso effettivamente questo è proprio un rituale primordiale, molto scimmiesco che stiamo facendo, e se ci vedessero da fuori. Stefano in questo è molto un alieno, quando vede le persone che ballano pensa io mi sento, guarda queste persone che ballano che si muovono, tu sei un alieno. Tu sei l'alieno. Potrei esserlo. Quella è la famosa borraccia esclusiva a cui ho rovesciato sopra tutta la birra. Va bene, così è proprio è già mia, caratterizzata. Battezzata. E senti, tu sei vegana. Mm-hmm. Come si è vegani a stare? riesci a trovare? Mi sono portata un chilo di tofu e 10 kg di dragon fruit. Esatto. Sì, no, mi sono portata la schiscetta da casa. Okay. Non è facile. Anche non è facile resistere a queste meravigliose focacce, al formaggio che passano, quindi no. Tofu.
Ma senti, tu citavi TikTok, no? Tu quindi usi TikTok? Guardare, sì, lo guardo. Sì. Ma che ti cavi? Ce l'hai qui? Perché una teoria che ho è che il TikTok, l'algoritmo ti legga l'anima. Sì, a me la legge. A me passano solo gattini serial killer. Ah. E io sono proprio a metà. Tra queste due cose, tra i gattini. Rose Villain, gattino serial killer. Certo. E qual è il tuo serial killer preferito? Allora, ce ne sono un po'. Chiaramente non sono felice di quello che hanno fatto, certo, però se devo fare il profiling psicologico. Ma Eddie Kemper, Ted Bundy comunque... Cioè, Eddie Kemper, persone orribili, che sono domani Rose Villain, no, assolutamente no. Io sono invece molto ignorante perché se sento le storie mi agito. Eddie Kemper chi è? Qual è? Uno non ha fatto delle cose belle. No, certo, ci mancherebbe. Vabbè, dice, quello è uno che ha ucciso tante comunque persone. delle menti molto particolari, cioè forse sono tra i serial killer più brillanti dal punto di vista del serial killer, certo. No, dal punto di vista cerebrale, i serial killer non hanno fatto ste grandi cose, però proprio le loro interviste, le cose che dicono, cioè molto filosofi in tante cose, quindi almeno è affascinante per me sentire quello che dicono, poi stiano chiusi, vabbè, adesso sono morti, sepolti. Però. Meno male, diciamo così. Ma sì, dai. Sono ragazzi. Sì, avranno fatto anche cose buone anche loro, diciamo, tra le varie. Avranno aiutato una con un gattino la spesa, avuto, esatto, le cose, sì. Che però proprio il minimo indispensabile, buongiorno, buonasera, come si suol dire. Sì. Ma proprio di serial killer, no, vabbè, non era per serial killer. Tu hai girato, hai visto cose, hai mai incontrato Berlusconi? Che non è un serial killer, ma qualcuno forse ha frequentato. Mostra qualche stagliere. Sai che no, sì. non l'ho mai incontrato e non sono mai stata neanche a un party. Un alieno che guardava le bunga. Cosa sta succedendo? Confusissimo. Che succede? Confusissimo. Ah sì, lì. Che ci fa lì la nipote di Mubarak? Esatto. Gli alieni. Vuoi fare un'altra cosa? Sì, visto che hai vissuto all'estero, negli Stati Uniti, in molti stati degli Stati Uniti d'America, la marijuana è legale, quindi mi sento tranquillo nel chiederti, c'è una rubrica all'interno di questo podcast per cui chiediamo all'ospite che rapporto ha, se ce l'ha, con la marijuana. Ma sai che io non ho niente contro, però proprio non mi rispecchia, non riesco, cioè l'ho provato, fumato, ogni tanto capita una cannetta, ma sento che mi spegne cioè a tanti accende la creatività, a me la spegne. Io mi incastro e quindi non mi piace. No, mi sembra una bellissima risposta, è un bel messaggio. Se la marijuana vi incastra, non dovete fumarla, è giusto. Esatto. E invece ho anche una domanda, quando hai fatto il giudice di Nuova Scena, allora, proprio perché anche ci sei passata negli Stati Uniti, cioè arriva sei una persona con i tuoi sogni, con le tue idee chiare, e c'è qualcuno che invece ti deve dire secondo me non hai ragione su questo. Arriva un ragazzino, una ragazzina che dice cazzo, il mio futuro è questo qua, e però non ha talento. Come fai a dirglielo? Ma per me non è tanto una questione di talento, perché per me la passione batte il talento, cioè io in realtà quando vedo uno che non è intonato, che ha un flow così, però che ha quel fuoco, che è sicuro di farcela, io lo prendo. Cioè a me quando vedo uno scazzato che dice oh sì, se non mi prendono fa un'altra cosa. Cioè per me è solo ambizione, solo passione, tutto. Cioè questo lavoro qua è solo questo, non credo nel fenomeno vocale, quello che mette tutte le barre perfette, cioè non me ne frega niente, voglio vedere solo cuore io. Quindi gli dicono non c'è cuore, frate, okay. Vai via. E Stefano, c'ho le altre rubriche, che non facciamo tutte le rubriche a sto punto. Che ti stai a vedere adesso? Che serie, cose? Serie? Ce la fai? No, adesso non immagino di no, sarai impegnata a fare questa cosa di Sanremo, però in generale. Ma guarda, ti dico se vuoi la mia serie preferita di sempre, che ogni tanto mi piace, me la devo riguardare, che è la prima stagione di True Detective. Ah beh, sempre in tema di criminali. Sono facile io. Quindi mi piacciono. Ho visto l'ultima serie di Brit Marling, che lei per me è regista, sceneggiatrice, attrice,
Top, è una donna pazzesca che fa tutto un po' sul sci-fi thriller, e l'ultimo si chiamava Murder at the Edge of the World con Clive Owen, spettacoloso. Comunque se non ci sono degli omicidi tu neanche prendi il telecomando in mano. Ma addormento. Sì. Senti, per me l'horror è proprio la commedia demenziale, lì ho paura, cioè proprio gli horror posso guardare, ma la commedia demenziale proprio paura. Ma tipo in che senso? Quale, per esempio, non lo quale? Cioè, che cos'è che ti fa paura? Perché dice realistica come l'ignoranza, la demenzialità mi spaventano tantissimo. se vedi Totò scappi. No, ma no, Totò è genialità. Leslie Nielsen, no, non lo so, commedia demenziale. No, se vedi un cinepanettone te ne vai. Sì. Vabbè. Quello. Poi a tutto rispetto, cioè tutto è come, Certo. è come la musica, ci sono dei generi che uno piace, uno ascolta. Certo. Io quello lì non è il mio. Sì, cinepanettoni come per i dittatori. Non è che stiamo dicendo che siamo... No, certo, che tutti. Ma invece su di horror che ti piace? Mi piace più in realtà thriller psicologico, Ok. è proprio il mio, cioè Sempre- Fincher. Ok, sempre quindi con esseri umani che possono fare del male Sì. ad altri esseri Sì, umani. quando ci sono già esorcismi, quelle cose lì già mi scosto un attimo. Ho capito, quindi l'essere umano, ok. Sì. E True Detective. Vai. E le serie dopo? A parte No. la 2 che non si capisce niente. No. Boh, vabbè, allora ne guardo. No, la terza no. E neanche la l'ultima terza. però, perché l'ultima non era male, quella Quella Jodie Foster? Sì, No, io amo molto Jodie Foster, però c'era un po' troppo fantasy dentro. sì, è vero, però poi Ho alla fine trovato- l'hanno riacchiappato alla Sì, fine, però sì, in un modo che dici, vabbè, invece era tutto... sì, come che Lost, capito? Ho provato, poi vabbè, no, sì. No, la prima per me, se fosse stato un film avrebbe potuto vincere un Oscar. Sì, la prima era tanta. Ma poi loro, tanta, cioè Woody tanta. Harrelson e Matthew McConaughey lì, cioè, performance della vita, tutti e due. Stefano, sto per fare delle domande... Domande Posso? scomode? Sì, Scomode? Non lo so, quali? Dipende quali. sai che c'è stata una sentenza del TAR. No, allora, se dovessero... Perché il festival va a bando, quindi forse non rimarrà a Sanremo. Noi ovviamente qua, più ancora che dei dittatori, noi vorremmo che rimanesse qua sempre, ci mancherebbe altro, e per carità. Ma qualora, malauguratamente, qualche altra città si dovesse accaparrare il festival, in che città ti piacerebbe? Ah, Milano è banale dire Milano, forse. Pure il festival, che poi a quel punto Sì, sarebbe più il forse in festival di Sanremo. montagna, Vedi, che bella provocazione. sulle montagne, Tipo Trento, più su. ancora più su. Sì, Val d'Aosta. Bellissimo. Però ecco, posso muoverti un'osservazione? Sì. Hai scelto l'unico posto che è più difficile da raggiungere di Sanremo, Sì. che comunque è una città Beh, ma- straordinaria. Da Roma è un viaggio alla speranza, siamo Sì. partiti. Ma Sanremo è un viaggio ad ostacoli, è no, una è vero. è tutto bello è questo, che è difficile, no? Certo, non è per tutti, è per chi lo No, vuole veramente. no. Pensa se ci fosse stato l'aeroporto Sanremo, dai. No, No, infatti. 6 ore di macchina, altrimenti. E infatti quello che ci hanno consigliato degli insider è, ma proprio trattandoci come degli stupidi, ma tu devi volare fino a Nizza e poi prendere la macchina, come se Sì, fosse infatti. certo, ovvio, sappiamo tutti. Io passo la vita a pensare come faccio a raggiungere Sanremo tramite Nizza, proprio trattati da stupidi. Sì. Quindi va bene, Aosta, bella Sarà risposta. come si chiama il posto dove sono andati gli influencer lì? Roccaraso. 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 Giù le mani dalla mia Roccaraso. Festival di Roccaraso. Che comunque si raggiunge più facilmente di questa straordinaria Sì. città. Però Sarebbe Bella, bellissimo. bella, ridente. infatti Sarebbe forse stato un bello. sistema di barche per collegare. Vabbè, comunque poi troveremo Ma nessuno un modo. viene via nave? Mm? Nessuno? Guarda, c'è Potrebbe la essere costa, c'è la nave qua. A noi ci avevano detto a un certo punto potete venire in nave, parte da Civitavecchia, poi non siamo riusciti. 24 ore? Capito, stai là. Poi però ti parcheggiano lontano, quindi poi gommoncino Sì, tutte le no, mattine. difficilissimo. Deve essere Freddo. un'arietta, esatto. Sì, E sì. poi la sera, capito, finisce tutto. Oh, ciao raga, alle 2 di notte finisce il festival. Insomma, No. Poi ti ferma la guardia costiera, ti Sì, porta in Albania, cioè Sì, ci stanno sì. questi errori. Esatto. Che succede? ti fanno il tampone per vedere se hai bevuto e te sul tuo gommone col raffreddore dici guardi per favore mi faccia andare. No, hai letto il DDL. Ma invece soprattutto ci sono dei sosia, ho visto qui in giro per Sanremo, sosia di personaggi famosi. Sì? Sì, non l'hai visti No. tu? Ah, io ho Non visto ancora. Di chi? una signora che somigliava
Liz Taylor, però io mi veniva da dire Moira Orfei, non so perché le confondevo. Beh, comunque sono fenotipo simile. Però quindi tu non hai visti, no, non c'è ancora. il tuo sosia? Ah, non lo so, magari sì. Forse tu sì. l'hai visto? Il tuo? No, il tuo No, non l'ho visto, no. ho visto il suo. Speriamo. No, ma era solo. Ha detto c'è il tuo sosia, invece era uno pelato con la barba. Okay. Sì, che sai che dice tutti. Siamo tutti il sosia di tutti. È Roberto Però Saviano. Anche te, secondo me, sarebbe una di quelle cose che dicono: ecco, sono la sosia di Rose Villain, e poi invece hanno solo i capelli blu che dice grazie al cazzo. Però e poi certo. Manca tutto il resto. La verve. Tu ci scherzi, ma. Allora, Stefano, vuoi fare. Faccio la richiesta. Fai la tua richiesta. Sai che c'è questa tradizione che forse ha inventato la Jalappas, che salutiamo, che di far dire ai cantanti una frase, una parola durante il festival come se fosse una cosa in codice, no? Tu dici la parola e i fan capiscono l'ha detta perché è stata a tintoria, eccetera. Okay. E anche noi abbiamo pensato una parola frase, per me. Se ti va, se puoi anche non farlo, capirei se non vuoi farlo, però secondo me è facile, la puoi inserire in qualsiasi conversazione se la vuoi dire. Sul palco dell'Ariston? Sul palco dell'Ariston, sì. Che è Ratzinger vero papa. Ti andrebbe di farla se ti va. Guarda, vediamo se si presenta l'occasione. Perché sicuro arriva Carlo Conte e dice: ma parliamo di papi. E tu Ratzinger. Perfetto. Succederà senz'altro. Vabbè, questa è la richiesta di Stefano. Devo dire che è vero papa. Ok, me lo segno. Se ti va di dirla in un momento anche del testo della canzone. Cosa vinco? No, è così, è per i fan, sì, la gloria. E comunque già hai detto la cosa dell'allunaggio. A sto punto puoi anche dire a sto punto raddoppi. Ratzinger vero papa, si può fare questa cosa. Se ti va. Poi vedi tu. Stefano ha deciso di fare una richiesta facile per gli ospiti. Ha detto: facciamo una cosa che non li metterà per niente in difficoltà. Ratzinger vero papa. Senti invece pronostico, chi vince secondo te? Ma oggi è difficilissima questa domanda perché ancora non è neanche iniziata. Non ho sentito proprio neanche una canzone, più che altro. Posso dirti chi vorrei che vincesse, oltre a me? Ovviamente. Esclusi presenti. Dai, l'Eurovision ci starei bene, però. È vero, è proprio il tuo l'Eurovision. Dai, scusa. Sì. Però non gufiamocela, non gufiamo. Tanto arrivo 21esima. Però servirebbe un premio apposta per l'Eurovision. C'è chi vince Sanremo che è adatto per l'Italia e potrebbero fare il premio Eurovision all'interno di Sanremo, così dice questo ora è più adatto. Questa è una cosa molto intelligente che hai detto, sono d'accordo, perché è vero che noi italiani ci piace certa musica e a quei barbari europei non è detto che ci piace magari o il contrario anche. Però se chiamo Papa Ratzinger magari ci vado con Vaticano all'Eurovision. Perfetto. Secondo me sono il perfetto, cavolo, è vero, non c'è perfetto immagine del Vaticano. Non c'è un candidato Vaticano all'Eurovision. Magari ci sarà quest'anno. Dai, sarebbe bello che ti candidi. Sarebbe da suora. clamoroso. Però mi sa perché devi essere. No, non so se deve avere la residenza forse non è una questione di residenza. No, perché devi solo rappresentare. A San Marino sono andati. Anzi, un po' tutti. Laura era andato a fare San Marino. Mi pare. Sì. E il Vaticano forse non ha mai avuto nessuno. Guarda, questa è una bella idea. Lanciamo. Alla fine non è che ho peccato troppo. No, ma certo, poi loro che ne sanno. Poi comunque in Vaticano sono già vestiti tutti da Eurovision. Se giri per il Vaticano, ma voi siete stati a fare l'Eurovision? No. Esatto. Hanno questo stile. No, dai, vorrei che vincesse un underdog. Lucio Corsi. Grande. Lucio, che tra l'altro avremo qui. Se la gioca tutta su Topo Gigio, se Topo Gigio non fa. Secondo me sarà stupenda, secondo me sarà poetica, lui è troppo poetico. Sì, no, lui spacca. Bella risposta a Lucio Corsi. A questo punto però anche un'altra domanda. Noi non auguriamo a nessuno di arrivare ultimo, ma in realtà arrivare ultimi o comunque tra gli ultimi al Festival di Sanremo va benissimo. Sì. Tananai recentemente, Vasco storicamente. Quindi non a chi auguri, ma a chi pensi che potrebbe arrivare ultimo e fare la fine di Vasco? Quindi diciamo il più alto dei complimenti. Lucio Corsi? Sempre. Quindi tu vorresti che vincesse oppure che perdesse? O primo o ultimo. Non capisco niente. Cos'è? 20-27? Ma allora ultimo. Così rimane. Rimane e poi rimane tipo. Certo, Lucione ultimo è perché tipo. Se Topo Gigio gli fa tipo Morgan. Esatto. Non gli farà. Sì, gli cambia il testo e Lucio sbrocca e poi c'è un momento di backstage col Topo che come ti permetti? Ma cosa mi dici mai? Lucione Icon. Sì, Lucio Icon vera.
Sarebbe bello. Lui è il contrario del mio sosia, ha talmente tanti capelli che potrebbe. Stefano... ho già chiesto se sta a vedere. Berlusconi, io ho chiesto. Siamo quasi in chiusura. Io ho una domanda, vabbè, che in realtà questa cosa che la Crusca giudica i testi di una canzone senza sentire la musica. Loro non sentono la musica. No. Quindi però un po' da musicista non pensi, ma che cazzo vuole l'Accademia della Crusca? Cioè, ma questa è una canzone, leggi il testo senza manco magari se vuoi questa parte non la teniamo, perché la Crusca immagino sia potentissima, però immagino anche che non sia potentissima. Quanto potenti sono, non lo so io. Ma in realtà tipo io sono una grande amante della parola, cioè delle belle frasi, cioè, a me piace, io mi scrivo tutte le canzoni, cioè io ci tengo tanto, però quando comunque vuoi arrivare, vuoi essere pop, avere la tua vena pop che arriva a più persone, come a Sanremo, è bello dire, cioè la semplicità non è per forza non intelligenza, secondo me, cioè c'è una versione della semplicità che per me vale il premio dell'Accademia della Crusca, e secondo me loro preferiscono i rivoli, e i rivoli però non sono per forza la cosa giusta. No, sono d'accordo, sei stata anche molto gentile e diplomatica nel dare questa risposta, perché ricordiamo che loro sono quelli che hanno visto Petaloso e hanno pensato incredibile, l'Italia cambia oggi, che comunque vabbè, poteva pure dire, la maestra poteva dire al bambino guarda è un errore, non è una parola, 4 e andiamo avanti. E invece siamo tutti con Petaloso. Poi ci stanno canzoni come Obladi Oblada, però non è che vanno a dire però sta canzone fa cagare, no, gli dici ha fatto anche la rima. Sì. È la comunicazione quello che conta, no? E la musica e la melodia, sicuramente la performance sono un contorno dovrebbero guardare tutto forse, però bravi, cioè cosa io bravissimi, che voglio la Crusca. No, ma che niente, fa pure bene se te la mangi. Infatti la cosa stiamo scherzando. Buona, esatto. E infatti forse su questo messaggio positivo, Stefano, vogliamo chiudere così? Vabbè dai, perché il timer è partito tardi, siamo con i tempi di Sanremo e ci siamo. Vabbè, quindi mo vai a mangiare. Sì. Però un altro, un altro sorsetto, è vegana la birra. Tanto è veganissima, questa la fanno con la Crusca appunto, quindi bella fresca. Bene. No, infatti scusami, questa adesso perché hai detto la cosa di mangiare, poi ti prometto che ti faccio andare, che Sanremo è un posto di impegni. Di nuovo, cioè tofu? Ma no, guarda che in realtà i vegani mangiano un po', cioè io mangio tanto, cioè adesso il tofu qui, le cose no, per quello dico qua a Sanremo ti sfondi. Qua comunque devi anche entrare nei vestiti, quindi giusto. Chiaramente un chilo di pasta preferisco. Sì, effettivamente. Sì, stasera un po' meno. Però comunque c'è un minimo di leggera attenzione, quindi il tofu è una bella cosa proteica, si riempie un po' di verdure, un po' di patate, via. È a posto. Allora, grazie se anche in questo regime sanremese ti sei bevuta un po' di birra con noi. E allora su questo vi chiedo un altro applauso. Grazie. Per Rose Villain. Grazie mille. Dai, grazie a te, grazie a te. Tutto. In bocca al lupo. Grazie. Fate un applauso anche a Stefano Raponi. Bravo. A The Comedy Club, a Rolling Stone. Fate un applauso a voi che siete qua e un altro applauso all'ospite di questa puntata. Ciao a tutti. Grazie. Ci vediamo domani. Ciao.